Il 5 febbraio da 10 anni è la giornata nazionale contro lo spreco alimentare, un impegno che il Banco Alimentare della Sicilia, Onlus, prosegue ogni giorno, ma la lotta allo spreco alimentare è, in base alle parole di Sua Eccellenza Monsignor Renna, la visione moderna della carità. E moderno è anche il suo effetto sull'ambiente, visto che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. La colletta alimentare mobilita ogni anno migliaia di volontari in Italia e in Sicilia, ma l'aiuto e l'impegno della rete del Banco Alimentare continua ogni giorno dell'anno per aiutare chi si trova, anche per una situazione contingente, in difficoltà e non riesce a procurare il cibo per sé e per i propri figli. Un impegno importante, quello della lotta allo spreco, che nel 2022 ha permesso al Banco Alimentare della Sicilia di recuperare oltre 2.200.000 kg di cibo, che è stato salvato e immediatamente distribuito a chi ne aveva bisogno. Anzitutto dobbiamo essere grati a tanta brava gente che si è prestata per questa raccolta, come si fa ogni anno, perché il bene che si fa non solo con la quantità già considerevole di raccolta di cibi dalla raccolta alimentare, ma per l'esempio che si dà, per la generosità che si stimola, per la fraternità che si genera. Il valore, oltre a quello materiale, a mio avviso è un valore davvero spirituale e fraterno, per cui sono grato al Banco Alimentare che ogni anno mobilita così tante persone e riesce a fare così tanto bene, del quale poi le parrocchie, le varie comunità durante tutto l'anno beneficiano. La festa di Sant'Agata ci deve portare sempre a diventare migliori. Uomini e donne di fede, uomini e donne piene di devozioni verso la nostra Santa, ma non dobbiamo dimenticare che c'è un'altra virtù da accompagnare alla fede, anzi che esprime bene cos'è la fede, la carità. E la carità la si può esprimere in tanti modi, ad esempio con l'elemosina, con la partecipazione alla colletta alimentare. E non dimentichiamoci che una maniera moderna di vivere la carità è quella del combattere lo spreco alimentare, risparmiare, mettere da parte, far sì che non si sprechi tanto cibo che potrebbe essere utilizzato da noi e condiviso, se condiviso in tempo. Ricordiamoci che è carità anche questa, non sprecare i nostri alimenti per nutrire i nostri fratelli più poveri e per non sciupare i doni che Dio ha dato al nostro pianeta. Stasera qui in cattedrale per il Triduo di Sant'Agata siamo qui a ringraziare durante la messa per la colletta alimentare. È il gesto più partecipato in Italia, attraverso cui migliaia e migliaia di donatori in Italia e in Sicilia hanno raccolto qualcosa come 6.700 tonnellate in tutta Italia, oltre 400 in Sicilia, e attraverso queste aiutiamo in Sicilia oltre 260.000 siciliani attraverso 700 strutture caritative. È un momento questo molto bello di condivisione e di aggregazione, sono presenti a messa tutti i volontari del banco, molte strutture caritative, la Caritas di Catania, ed è un momento di festa e di ringraziamento per il bel gesto di carità. Ovviamente la carità è stata fatta a novembre, l'ultimo sabato di novembre, ma il banco c'è e c'è tutti i giorni, attraverso il recupero quotidiano del cibo ancora buono e commestibile, che viene appunto raccolto, immagazzinato nel nostro magazzino e distribuito subito alle 700 strutture caritative che aiutano i siciliani, per cui di questo ringraziamo.